punzato a modo mio. Intanto prendiamo una bella provola dei Nebrodi stagionata e la appoggeremo qui. Poi faremo anche l'apertura della provola. Iniziamo con il pane di casa. Lo tagliamo a metà. E lo iniziamo a condire. Quali ingredienti utilizzeremo? Oggi ne utilizzeremo dell'olio d'oliva, questo è super biologico della mia azienda agricola, l'olio va abbondante, Quindi olio d'oliva, tutto locale. tutto locale. Io nasco come azienda agricola e in più ho questa bottega. Olio d'oliva, sale non è locale, ma non produciamo sale. Origano raccolto qui nel territorio. Profumatissimo, è buonissimo. Poi andiamo ad aggiungere dei pomodori secchi messi sott'olio. Ci sta anche un po' di peperoncino. Per chi ama il piccante. Certo. Un pochino. Perché... E poi andiamo all'apertura della provola. Spostiamo un attimo il pane. E andiamo ad aprire questa provola prodotta qui sui Nebrodi stagionata. Siamo in diretta. Uno spettacolo, siamo in diretta, fateci sapere amici da dove ci guardate. Lasciate un commento, scriveteci cosa ne pensate di questo pane punzato che vi stiamo mostrando in diretta, guardate. Davvero saporito, gustoso. E allora amici, intanto questi sono gli ingredienti che abbiamo utilizzato. Quindi abbiamo il pane di casa, olio, origano. Fateci sapere come lo preparate voi, il pane punzato, e quali sono quindi gli ingredienti che mettete nel piatto. Noi vi salutiamo da Tortorici, siamo sui Nebrodi. Scrivete nei commenti anche da dove ci state guardando. Ed eccola qui. La nostra prova. Quanto stagionatura? Questa qua è una stagionatura di 7 mesi circa. Adesso buonissima, già da mangiare così. Sì, va benissimo così.
però noi la metteremo anche nel pane condito. Bisogna abbondare sempre. Pane cunzato, quindi qualcosa della tradizione che si prepara spesso. Specialmente quando le nostre mamme preparano il pane in casa, bisogna sempre prendere il pane caldo e condirlo. E qui c'è tutto il sapore della nostra bella Sicilia. Sì, sì. E nelle rigide giornate d'inverno cosa c'è di meglio che questo? Il freddo ci fa venire un po' di tristezza, le brutte giornate, ma almeno ci saziamo con del buon cibo e stiamo anche meglio. Dopo il pane lo chiudiamo, gli mettiamo un altro po' di olio anche dalla parte di sopra. Un altro po' di sale. Lo andiamo a chiudere. E poi lo dividiamo. Il nostro pane cunzato è pronto. Il nostro pane cunzato è pronto. Con questo va aggiunto anche un buon bicchiere di Vino locale. vino locale. E con questo posso dire a tutti buon appetito. Allora facciamo un saluto quindi da parte di... Andrea Vanadia. E siamo in un Siamo bellissimo a Tortorici. borgo siciliano, Siamo a ecco, Tortorici, in provincia di Messina. un borgo che invitiamo a visitare e a scoprire, Certo. in particolare per la festa di San Sebastiano. Festa di San Sebastiano, che siamo proprio in piena festa, e lunedì giorno 20 ci sarà la vera festa del santo protettore di Tortorici, San Sebastiano. Allora ancora un saluto e vi aspettiamo nella nostra bella Sicilia. Ciao bella Sicilia. Grazie Andrea. Salve a tutti. E alla Prego, prossima. grazie a voi.